Le onde del fiume brillavano alla luce del sole, mentre una barca scivolava sull'acqua calma. A bordo, un uomo dal volto sereno guardava avanti, il cuore pieno di speranza. Con lui viaggiavano due figli, giovani ma già forti nello spirito. Partivano per un lungo pellegrinaggio, un cammino di fede e di amore, spinti da un desiderio profondo di avvicinarsi a Dio. Venivano da terre lontane, dove il vento accarezzava dolcemente le colline e i boschi si stendevano a perdita d'occhio. Avevano lasciato tutto, la casa e le certezze, per seguire il richiamo del cuore. Attraversarono il mare sfidando le onde impetuose e giunsero in un paese sconosciuto, dove i santuari si ergevano come fari di speranza. Ogni passo li avvicinava alla meta, ogni preghiera li avvolgeva in un abbraccio di pace. Camminarono a lungo, superando fiumi e monti, senza mai fermarsi. Il tempo scivolava via, segnando il loro viaggio con la fatica, ma anche con la gioia di chi sa di essere sulla strada giusta. Il padre guidava con dolce fermezza, i figli seguivano con fiducia. Un giorno giunsero in una città luminosa, dove il suono delle campane danzava nell'aria. L'uomo sentì il peso della stanchezza scendere sulle spalle. Il corpo si faceva sempre più fragile, ma lo sguardo restava colmo di luce. Sapeva che il cammino non sarebbe continuato per lui, ma che i figli avrebbero portato avanti la missione con lo stesso ardore. Si addormentò in pace, circondato dall'amore di chi aveva camminato al suo fianco. Il suo riposo divenne sacro, il suo nome sussurrato con rispetto. Sulla sua tomba le preghiere si alzarono come canti al cielo e la sua anima continuò a ispirare chiunque ascoltasse la sua storia. Il tempo passò, ma la memoria dell'uomo dal cuore grande non svanì. Le sue reliquie divennero preziose, contese da chi voleva tenerle vicino. Ma non erano le ossa a rendere grande il suo ricordo, bensì la fede incrollabile che aveva donato al mondo. E così, ovunque il suo nome venisse pronunciato, una luce si accendeva nel cuore di chi ascoltava. Un uomo partito per un viaggio, un padre che aveva seminato speranza, un santo il cui amore ancora oggi risplende.